E invece Luciano Lunazzi è pronto, può venire qua. Luciano? Il popolo Voleva una foto. in prigione e l'arte fuori. A caso, così. Luciano si veste perché deve uscire. Voleva un mantello, faceva della tenda di questo teatro il suo mantello. Ecco qua, senza opera d'arte però Luciano, soprattutto. La vado a prendere io. In espagnol, in espagnol. En español, no. Bueno, hablo un poquito de español, hombre. Signori. Ahora, esto es. Lo que quiere es que no me acabó todo la ópera, pero bueno, hacemos a 87 euros. Grazie Luciano, ci hai presentato la tua opera. Allora, adesso noi cercheremo di venderla, di metterla all'asta per questo pubblico così invisibile per acquistare la tua opera. Qui abbiamo la busta col valore minimo per acquistare l'opera d'arte. Partiamo da un prezzo base di quanto? 0 euro. 0 euro. Qualcuno offre 0 euro? Per 0 euro. 0 euro, una ragazza Tra allora. l'altro ho offerto 0, non è La male. signora di Fagagna che viene anche baciata per il presunto per il risultato. Allora, diciamo una cosa per essere seri. Ho preso io 6 pennarelli e ho speso 19 euro. È arrivato lui qua che le aveva comprate anche lui e ha speso anche lui 19 euro. È venuto in taxi perché gli autobus alle 8 di sera a Udine non ci sono più. Quindi quanto di taxi? 10 euro. 10 euro da Viale Palmanova, dove sei? Dalla stazione fino a qua 10 euro, signora. Almeno arriviamo a compensare il rimborso spese del taxi, per favore. Allora, 0 euro. Chi offre di più di 0 euro? Attenzione che se lo può portare a casa, Signori, dovete salvare l'arte, dipende da voi, porca. 5 euro! 5 euro! Già un passo Per avanti. Stanley Già un Kubrick! passo avanti. Stanley Kubrick offre 5 euro, autore di Oppoca. 7, abbiamo 7 sempre la signora di Fagagna. 7 euro finiamo lo Molto bene, spogliatoio della molto Profogagna. bene. Qualcosa di più. Come? 10 euro. molto bene. 10 euro a Gorizia. Pezzo a unico, Gorizia. disegnato live per voi, la verità. Attenzione. 15 euro. signori, 15 euro. Fagagna ricca, Fagagna ricca. 15 euro, attenzione, Un'altra offerta, signori. Signori, 15 euro per la verità, per salvare l'arte. Non siamo neanche riusciti a pagare ancora una metà di un'Iposca, neanche quello. Dai, Considerate. Luciano intanto se la ride, non si sa perché, ma 15 euro e 1. 15 euro e 2. Fermo. Sicuri che quest'opera d'arte vale 15 euro? 15 euro e 3, signori. aggiudicata. Forse perché, come dicevamo, il prezzo deve essere uguale a quello o maggiore di quello A della questo. busta. Adesso lo scopriremo, altrimenti assisteremo a una cosa Terribile. terribile, assoluto divertente perché il pubblico ha voluto questo, quindi quello che il pubblico vuole. Signore e signori, il prezzo Giusto. giusto, Vabbè. prezzo giusto per quest'opera era di 0? 0? Ma quanti zeri ci sono? 100 euro, signore! Ho capito il cazzo di arte voi! 100 euro! Signore, avete capito? Perché adesso... No, applaudite Luciano Lunazzi. E adesso, per il pubblico ludibrio, lui spaccherà, distruggerà la sua stessa opera d'arte partorita con mezz'ora di sofferenze, con In una 30, gabbia. 40, 50 euro di spesa, verrà distrutta da un macete friulano davanti a voi, ma voi dovete esultare, istigare questa cosa perché è il vostro volere, signori, sempre ispanico che ormai l'abbiamo imparato. Ispanico, vai, sì! Guardate, signori! Vai qua, Luciano, vai! Manca l'opera! Questo è tutto, guardate! Bene così! Un applauso! La morte dell'arte. Oh! No, non daglielo loro che non lo meritano! Signori, guardate, questa è la morte dell'arte a Udine! Un applauso! Ecco, bene. Allora, a questo punto,
più di così non potevamo fare. Signore e signori, noi siamo alla conclusione. Metti uno stacchetto per favore, uno fatto da te sul momento. E chiudiamo e diamo la linea ai nostri... Com'è? Ok. Sì. Allora, con la morte dell'arte, la vittoria della politica, gli scossoni di rabbia e la presentazione del disco Casaupa è tutto. Da Sergio Obama. Gian Maria Popoto e... Wolf! È tutto! Vecchia Stros, vi salutiamo tra poco su questo palco, 5 minuti, non andate via, anzi entrate alle conferenze virtuali perché ci saranno